Vendemmia 2025 ai nastri di partenza. La prossima settimana si scenderà tra i filari per iniziare a raccogliere le uve per i vini bianchi. Una stagione che si preannuncia importante. Stagione positivissima per quanto riguarda la vendemmia, a parte qualche area dei Colli Ugani che ha avuto problemi della grandine, però la vendemmia oggi rispecchia un aspetto veramente positivo. Siamo in procinto delle prime vendemmie, 8.900 sono gli ettari a Padova, gran parte sono rossi e bianchi ovviamente. Su questo gli agricoltori oggi ci stanno lavorando con gli ultimi trattamenti per poi partire dopo il 20 di agosto per la vendemmia. C'è un ma legato alla manodopera. In Veneto sono 25.000 i lavoratori richiesti, circa 2.000 per la provincia di Padova. Moltissimi sono i lavoratori stranieri. Quello che gli agricoltori riscontrano però è il problema con i tempi della burocrazia. Situazione difficile perché la burocrazia è tanta e sulla burocrazia purtroppo non abbiamo margini di manovra. Su questo c'è stato il decreto flussi che ha dato una prima risposta agli agricoltori, però questo decreto flussi, pensa lei, abbiamo presentato le domande ancora a novembre e oggi sono in fase ancora di valutazione e quindi di istruttoria. Siamo in tempi stretti, abbiamo necessità che ci sia una sburocratizzazione su questo e una possibilità degli agricoltori di acquisire la manodopera. I tempi rigidi della burocrazia possono favorire fenomeni come quello del caporalato che va assolutamente combattuto. Noi oggi tutti insieme abbiamo fatto fronte comune, le associazioni datoriali, le prefetture e i sindacati abbiamo fatto fronte comune per contrastare il caporalato. Il caporalato è una grande piaga e noi la dobbiamo contrastare fino al midollo, perché noi dobbiamo che ci sia la legalità sulle nostre campagne e la legalità per i nostri lavoratori.